Momento di festeggiamenti, quelli che si sono svolti ieri sera presso il Dioscuri by Palace di San Leone ad Agrigento, organizzati da Forza Italia per il brillante risultato ottenuto in provincia alle recenti elezioni regionali, che ha visto l'elezione degli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvo e al Senato quello di Stefania Craxi. È una festa di tutta Forza Italia e del Presidente Schifani. Noi saremo vicino al nostro territorio e speriamo di dare le risposte giuste e che sia la volta giusta. Si aspettava questo consenso forte ad Agrigento? Sì, perché c'era una squadra di classe dirigente veramente eccezionale e i fatti hanno parlato da sé. Ora ci vogliono i fatti, onorevole. Ha ragione, noi lavoreremo per i fatti. Onorevole, una bella vittoria, una campagna elettorale abbastanza articolata, impegnativa, che è coinciso col voto delle nazionali, però alla fine Forza Italia è risultato il primo partito ad Agrigento con tanti consensi, ecco, se lo aspettava? Sì, ce l'aspettavamo perché abbiamo lavorato in questi ultimi anni proprio per fare una lista competitiva, per poter offrire a questa provincia una diciamo così, lista che fosse in grado non solo di rappresentare la provincia a livello regionale, ma di rappresentare la provincia anche a livello nazionale. Poi per questa legge diciamo del tutto anomala e particolare, paradossalmente chi vince non riesce a conquistare il seggio e quindi da qui il venir meno, diciamo così, di un'altra casella che poteva dare invece a questa provincia un ulteriore diciamo, rappresentante a livello nazionale. Siamo molto contenti, ringrazio gli amici che erano in lista con me e che proprio per questo diciamo, farraginoso meccanismo delle elezioni nazionali la lista non è potuta scorrere e quindi noi pensavamo che 3 di noi potessero in qualche maniera rappresentare la provincia, però restiamo io e l'onorevole Gallo alle regionali. L'impegno è quello di continuare a lavorare per il territorio come si è fatto in questi anni, per dare a questa provincia voce, per portare le istanze a livello regionale e quindi per poter dare risposte ai nostri concittadini. Quello di questa sera è una festa e così come c'è stato tanto da lavorare è giusto anche festeggiare e ringraziare chi ha permesso un risultato a 2 cifre. Si parla di lei di un probabile incarico assessoriale, cosa c'è di vero? Ma io questo ancora non lo so, so che il Presidente Schifani vuole 4 donne in giunta e poi sarà il partito a decidere, vedremo che cosa verrà fuori. Un risultato importante, avvocato, quello di Forza Italia in provincia di Agrigento, ma anche in generale quello ottenuto nella regione della Sicilia. Ma non solo in Sicilia, anche in Italia è stato un risultato pregnante che ha visto tra l'altro un impegno spasmodico da parte di tutti i simpatizzanti di Forza Italia, ma soprattutto ho visto un impegno importante, costante, con serietà, semplicità e capacità organizzativa di Riccardo Gallo, che ha avuto in provincia di Agrigento la capacità di portare il partito di Forza Italia ad essere il primo in provincia, contribuendo così a realizzare il dato anche regionale importantissimo. Non dimentichiamo che abbiamo una rappresentanza qualificata con lui e la Ruvolo che vengono confermate all'Assemblea, ma dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato nella lista e contribuito con il loro impegno e il loro contributo ideale, culturale ma anche elettorale al successo della squadra organizzata da Riccardo Gallo. Ricordiamo anche Stefania Craxi al Senato e forse per una legge che c'è già qualche critica poteva anche esserci uno scranno in più per la Rocca Ruvola alla Camera. Credo che uno dei primi atti che dovrebbe fare il Parlamento nazionale è quello di modificare questa legge che definisco senza remore antidemocratica, perché non dà la possibilità al cittadino di eleggere il proprio rappresentante. Dobbiamo ritornare al proporzionale con lo sbarramento che garantisce la partecipazione di tutte le realtà politiche, culturali, sociali della nostra bella Italia alla decisione del Parlamento nazionale. Solo con una legge così fatta
si riesce a riaffezionare anche coloro i quali si sono astenuti, perché si sono astenuti secondo me perché non hanno la capacità, non hanno il diritto di scegliere il proprio rappresentante. Se me lo devono scegliere gli altri, tanto vale che io resto a casa. Dottore Salvaggio, un impegno importante, un risultato determinante, quello della campagna elettorale che lei ha ottenuto, anche se il seggio non è scattato, però dico, è stata una bella affermazione da un punto di vista politico per lei e per il suo gruppo politico. Sì, una bellissima affermazione con oltre 3.300 voti che mi hanno permesso di essere il terzo nella lista di Forza Italia. Naturalmente Forza Italia è risultato essere il partito più votato in provincia di Agrigento e questo è un risultato importante. È un gruppo che cresce, abbiamo due onorevoli, Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvola, che naturalmente ci sapranno ben rappresentare all'Assemblea regionale. Che dire, la novità proprio dei giovani sarà trainante per questo partito e per tutti, in modo da dare slancio a questa provincia e per dare nuova linfa economica anche a questa comunità.